amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Come vi ho promesso nel mio precedente video dove vi ho mostrato le mie borse invernali, le borse in lana, questo pomeriggio vi avrei mostrato le mie creazioni in maglia o anche all'uncinetto per questo tempo di transizione dove ancora perdurano queste bellissime giornate di sole anche caldo, ma dove si sente la necessità di avere sulla pelle già qualcosa di lana, anche se leggera ma calda. Quindi vi faccio vedere qualche creazione abbastanza leggera, dei coprispalle o delle piccole bluse all'uncinetto, quindi dei capi che possono essere utilizzati tranquillamente su una camicia e quindi smanicati, ma allo stesso tempo caldi. E allora cominciamo con questo twin set che vi ho già mostrato per quando vi ho parlato delle borse, quando vi ho mostrato la borsetta coordinata. In questo caso vi faccio vedere e vi mostro il coprispalle. Come potete vedere, questo coprispalle in maglia di lana, però è tutto rifinito poi uncinetto con applicata questa passamaneria, tutto lavorato all'uncinetto, sia tutto nel corpetto, le mie solite cuciture e non cuciture, quelle lavorate ad uncinetto, con tutta la balza applicata tutta in giro per lo scollo. Vedete, la borsetta riprende la passamaneria nella bretella, c'è anche la cintura coordinata da poter utilizzare e questo graziosissimo scaldacollo, sempre stessa maglia di lana, sempre con le rifiniture uncinetto e la passamaneria applicata anche a formare questi fiorelloni, quindi molto particolare. Questo è un graziosissimo scaldacollo da poter essere utilizzato anche sopra questo coprispalle. Completo il genere coprispalle con questo modello in maglia di lana glicine, morbidissima, leggerissima ed elegante. Le maniche sono tutte rifinite interamente all'uncinetto, vedete che sono particolari, con questa balza tutto uncinetto, con questi fiorellini applicati dove ci sono delle perline, ogni fiorellino, all'interno di ogni fiorellino c'è le perline. Questa è una simpaticissima spilla perché può essere utilizzata per chiudere il coprispalle, staccandola è utilizzabile come per chiudere il coprispalle che può essere tranquillamente utilizzato come sciarpa, molto molto elegante. E quindi vedete che sono belle queste due balze delle maniche che si trasformano in una balza del coprispalle, e questa spilla può essere spostata e riportata dove si vuole, quindi doppio uso, coprispalle oppure molto molto elegante anche la versione sciarpa. Restando sempre in tema coprispalle, ecco qui un altro modello sempre da poter essere utilizzato in questo periodo, in questo momento, su una bellissima camicia bianca o su un lupetto, come ho fatto io, come ho fatto indossare al manichino, un lupetto smanicato, e quindi come potete vedere senza maniche, però allo stesso tempo già lana sulla pelle. Questo coprispalle è tutto in maglia di lana, morbidissima maglia di lana color tortora, con queste maniche, con queste strisce, con queste righe a contrasto e rifinitura all'uncinetto. La particolarità di queste maniche, stanno molto bene indossate queste maniche con questa frangia svolazzante, vedete che sta simpatica la manica, così con la frangia molto particolare. Questo coprispalle può comunque, oltre a essere, lo faccio vedere anche dietro, vedete tutto rifinito all'uncinetto
anche dietro, tutto lungo il perimetro. Questo coprispalle può essere utilizzato benissimo come elegante sciarpa. Come potete vedere, una bellissima ed elegante sciarpa. In questo caso la frangia riprende la sua funzione come frangia da sciarpa. Le maniche, sempre le mie solite cuciture e non cuciture, lavorate all'uncinetto. Ecco qui. In questo caso vi mostro un modello di coprispalle un po' più elegante, è adatto anche in una serata elegante, in un evento, in una cerimonia, perché si presta moltissimo da essere indossato su un elegante abitino completamente scollato, e quindi parlando sempre in inverno abbiamo questo capo in morbidissima e calda lana, anche se tutto traforato all'uncinetto, e quindi permette di poter indossare un abito scollato anche in una situazione invernale. Vedete che sono belle queste ampie maniche ad ala di farfalla, tutte rifinite con questo viscosa melage a contrasto, anche se riprende gli stessi colori, un viscosa lucido bellissimo, particolare. Questo coprispalle può essere utilizzato, vedete, come sottogiacca, come coprispalle vero e proprio, poggiato sulle spalle così sull'abitino. Abbiamo anche la versione, girandolo, abbiamo anche la versione dove prevale il viola, e quindi lo si può indossare anche in quest'altro lato così, come lo si può indossare addirittura come fusciacca, uscendolo dalla testa lo si può indossare proprio come una bellissima e morbidissima fusciacca. Guardate che è una delizia, a parte la morbidezza che proprio si stringe in una mano, stupendo, non perché l'abbia fatto. In quest'ultimo caso di coprispalle abbiamo questo in maglia di lana marrò, tutto rifinito all'uncinetto in questa chiusura incrociata, con sopra applicata una bellissima spilla. Questa spilla è asportabile, quindi utilizzabile come si vuole. Si può utilizzare così come coprispalle, si può utilizzare in diverse maniere, in diverse posizioni, si può utilizzare anche come scaldacollo. Vedete che simpatico come sottogiacca, come scaldacollo, molto molto particolare. Nella sua semplicità è abbastanza elegante. Guardate che simpatica questa spilla con questa bordura, questo filato melage a contrasto. Adesso passiamo a qualche modello di blusa. Come vi avevo anticipato, sono delle bluse molto leggere. Vedete, il corpetto è tutto lavorato all'uncinetto, quindi molto leggero, che lascia intravedere un'eventuale camicia, un eventuale maglioncino a contrasto sotto, in questo colore melenzana. Vedete che bello questo filato color melenzana, molto di moda. Le maniche sono invece in maglia, vedete queste maniche in maglia, quindi utilizzabile come capo di abbigliamento quasi completo. Vedete sempre le cuciture e non cuciture, la mia caratteristica, rifinite all'uncinetto, sia la manica sia riprende lo stesso colore il bottone lavorato da me all'uncinetto, lavorato all'uncinetto sia davanti che dietro, quindi leggera, elegante, da utilizzare come si vuole e a seconda delle necessità. Quindi in questo stesso filato color melenzana come quello precedente, in questo caso è stessa lavorazione all'uncinetto sul corpetto, in questo caso anziché rifinito con la lana glicida è rifinito con il filato quello lana seta grizia, che crea questo contrasto molto elegante, un po' più lunghetto di quello era una blusa molto corta a vita, questo già diventa una giacchettina. Anche questa ha le maniche in maglia, sempre cuciture trasparenti lavorate all'uncinetto, rifinite anche nella manica col filato quello lana seta.
In questo caso c'è questa bottonatura, doppia bottonatura, con questi bottoni dorati. In questo caso il dietro è in maglia di lana come le maniche, quindi utilizzabile come un giacchino un po' più pesante, da poter utilizzare in maniera in una versione più pesante. Questo giacchino ha il suo basco coordinato, potete vedere il basco tutto rifinito all'uncinetto con la rifinitura del filato quello lana seta. In questo caso vi sto mostrando un twinset che è composto da una mantellina molto leggera, questa filigrana sempre con il filato color melenzana e filato glicine, dove c'è questo mosaico di quadratini, e questa lavorazione è una lavorazione particolare chiamata forcella, lavorata proprio con una forcella, un'intrecciatura molto particolare, non è un ginetto, cioè sì è un ginetto ma lavorato su una forcella, su un'intelaiatura particolare. E questo twinset è composto da questa mantellina, io in questo momento l'ho indossata così perché si può anche indossare in questa maniera, o mantellina vera e propria, vedete, anche così, molto elegante, con le sue manichette, vedete che simpatica, molto particolare, guardate, simpaticissima, una mantellina talmente leggera che sta in un pugno. Mantella coordinata con questo lupetto, tutto in maglia di lana, però che ha le maniche interamente lavorate all'uncinetto, dove riprende poi la bordura color melenzana, tutta interamente all'uncinetto. C'è anche questa bordura color melenzana qui nella scollatura, che si può eventualmente togliere se non è di gradimento. Quindi questo è indossabile o con, continuando in tema twinset, e con un altro, in questo caso una versione molto più elegante. Abbiamo questa bellissima giacca tutta all'uncinetto, vedete, tutta all'uncinetto, con questa grande manica scampanata che finisce con questa balza tutta in lana glicine, balza che viene ripresa per tutto il perimetro della giacca, vedete, tutta la lunghezza e il perimetro della giacca, tutto interamente all'uncinetto, con in questo caso abbottonatura e corpettino alla coreana, interamente lavorato all'uncinetto anche sul retro, vedete, bellissima, molto elegante, che è coordinata con questo lupetto in lana glicine che riprende la stessa lana che potete vedere nella giacca. Ecco, vi faccio vedere la giacca da vicino per farvi vedere il filato, che è molto particolare, base melenzana, ma contiene al suo interno svariati colori. Abbiamo il fucsia, abbiamo il glicine, il rosa antico e questo lurex oro che fa questi batuffolini dorati. Vedete che bello questo filato, molto particolare veramente, con questa balza colore glicine che è lo stesso filato del lupetto coordinato che, come vedete, riprende il filato della giacca in questa applicazione, dove ci sono anche delle foglioline smaltate molto simpatiche, rifinitura all'uncinetto nello scalfo, semplice ma elegante, indossato con la sua elegantissima giacca. Questo twinset è abbinato con questa simpaticissima borsa in velluto, stessa tinta, stesso colore, dove ho applicato un disegno che riprende il filato della giacca. Vedete, lo riprende qui, ci sono delle applicazioni di questi fiori di vario colore, melenzana, rosa fucsia,
la chiusura a coulisse è tutta all'uncinetto, è rifinita anche all'interno, velluta anche all'interno, tutta all'uncinetto, si apre e chiude con i laccetti, molto simpatici, molto particolari. Che fa? Adesso passiamo a delle bluse smanicate. Sono delle bluse in maglia di lana nera, molto leggera, morbida, fine, completamente smanicate. Possono essere utilizzate tranquillamente come gilet su una bellissima camicia bianca, o continuarle a utilizzare anche in inverno con un lupetto a contrasto sotto, un lupetto total black sempre sotto, quindi continuarle a utilizzare anche dopo l'autunno come capo invernale. La balza è unita alla maglia, non si vede molto bene, ma è unita alla maglia sempre con lavorazione uncinetto senza cucitura. Questa balza continua in egual maniera anche dietro, rifinita con questo particolare filato lana seta molto particolare. Questa stessa versione di blusa smanicata l'abbiamo anche con la versione di una balza più lavorata, più operata, con il filato che vi ho fatto vedere poc'anzi, lana seta, un filato crizia lana seta. In questo caso la balza non è della stessa tinta, ma è tutta lavorata all'uncinetto e applicata all'uncinetto. Sempre questa, anche questa smanicata, è interamente lavorata davanti e dietro, quindi utilizzabile su una camicia o in inverno su un lupettino nero, o in questo caso anche beige, anche rosa, perché riprende. Infine completiamo con questo graziosissimo e spiritoso poncio in una morbida e calda lana melage multicolore, quindi adattabile su decine e decine di colori diversi, con questa sua balza bianca ripresa anche qui sul corpetto con allacciatura. Simpatico, molto particolare, molto svasato, guardate, una bellissima campana si forma, molto molto particolare, e ha in abbinamento questo graziosissimo basco all'uncinetto che riprende colori. Guardate da vicino, vi faccio vedere il filato. Vedete, questo mélange di colori contiene decine e decine di colori diversi, tutto un arcobaleno di colori da poter utilizzare per creare un contrasto, un capo d'abbigliamento sotto. Bellissimo. Care amiche, spero che vi sia piaciuto un po' tutto o vi sia piaciuto qualche articolo. Se vi interessa al solito qualche articolo, sono la maggior parte tutti disponibili su Amazon, quindi andando a vedere la mia pagina Amazon li ritrovate, sono disponibili lì. Però se avete scelto qualche articolo che volete rivedere, io le ho fatti vedere una carrellata molto veloce, quindi non tutto nei dettagli. Se volete vedere qualche articolo che vi ha attirato e vi è piaciuto, lo volete vedere nel dettaglio singolarmente, io vi posso fare un video dedicato solo con quell'articolo, un video solamente diretto con la persona che me lo chiede, e quindi una videochiamata su WhatsApp posso fare e mostrare l'articolo in tutti i suoi dettagli, rispondendo a tutte le richieste, a tutte le domande. Care amiche, con questo simpaticissimo poncio vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Dovrei come argomento trattare i cappellini, cappelli e cappellini. Cari amiche, vi ringrazio sempre per la vostra attenzione e per la vostra gentilezza. Buona domenica!